Oggi noi firmeremo con il prefetto di Agrigento l'istituzione del presidio unitario, ragioneria territoriale dello Stato, prefettura. Territoriale per la provincia di Agrigento. A livello centrale c'è un protocollo d'intesa tra Ministero degli Interni e Ministero dell'Economia per dare il supporto ai comuni per il PNRR. Quindi ci avviamo a un'attività che serve a supportare gli enti locali per iniziare evidentemente a smuovere tutto quello che ancora è fermo. Ce la metteremo tutta per recuperare il tempo perduto e portare avanti i progetti che sono stati presentati. Quindi noi siamo qua in prima linea a sostenere i comuni per risolvere tutti i problemi possibili e immaginabili. Che ci sono soldi che sono a fondo perduto e soldi che sono dei prestiti che l'Italia deve rispettare in base all'impegno che c'è stato con la Comunità Europea. Stiamo costituendo formalmente questo presidio territoriale unitario che è composto da personale della prefettura e personale della ragioneria per supportare, sostenere e indirizzare i comuni che sicuramente hanno delle difficoltà nella gestione di questi fondi del PNRR. In particolare, come Ministero dell'Interno, noi siamo un po' titolari di due misure impegnative. Uno riguarda i progetti in materia di recupero del degrado urbano e questo chiaramente ha anche dei risvolti sul piano dell'ordine e della sicurezza pubblica e l'altro invece riguarda un po' l'efficientamento energetico, altro tema assolutamente importante. Poi la ragioneria segue anche altre misure. Noi per adesso ci occupiamo di questo. È un percorso complesso, è inutile negarlo, cercheremo di dare quanto più possibile sostegno ai comuni. I progetti sono tanti, però ecco, adesso piano piano si andrà a fare sicuramente anche una scrematura, anche perché se non si va avanti e non si realizza uno step non arrivano i soldi per il secondo step. Sindaco Realmonte è presente a questo incontro, a questa firma tra Prefettura e Ragioneria dello Stato, ecco, cosa si ci aspetta anche? È un momento storico in cui ci sono tante possibilità ma anche tante criticità. Una delle criticità è appunto la carenza di risorse finanziarie dei vari enti che si trovano a gestire dei progetti e delle possibilità di finanziamento senza magari avere delle figure tecniche e un impegno di bilancio che consenta di iniziare l'iter.